Siamo in tanti che lavoriamo attorno alla fondazione, c'è uno zoccolo duro di una trentina di persone che si attiva da volontario, come tanti volontari peraltro di tante nostre associazioni durante l'anno. Questo è un grande orgoglio perché noi abbiamo dalla nostra parte anche le amministrazioni comunali, tante imprese, tanti cittadini, la presenza così nutrita e corposa di questa sera ne è una testimonianza e questo ci conforta per il tanto lavoro che sviluppiamo durante l'anno. Noi con questa serata dedicheremo questa parte economica che ricaveremo appunto al progetto delle serre bio dei ragazzi della comunità giovanile di Conegliano. È un progetto importante perché le serre hanno un costo davvero notevole, ma siamo a buon punto. La Fondazione per la seconda volta contribuisce a questo obiettivo, l'aveva già fatto un paio di mesi fa, oggi rendiamo omaggio alla comunità giovanile grazie alla grande generosità di queste nostre eccellenze. Soddisfatta e anche molto orgogliosa, i risultati insomma danno ragione a un'occasion così importante. Devo ringraziare la Proloco che l'ha messa a disposizione e ringrazio a nome mio di tutti i sindaci, di tutti i cittadini, anche Fiorenzo Fantinel che è una macchina da guerra e tutto questo è grazie a lui. Abbiamo ancora persone come lui che si dedicano davvero corpo e anima per trovare una soluzione a tanti problemi che molto spesso il pubblico non riesce a risolvere. Lui non raccoglie solo i soldi ma fa anche vedere dove in realtà i soldi possono portare frutto. Ed è per questo che tutti lo seguono, davvero un grande applauso a Fiorenzo. Ho presentato un piatto che si chiama crema di ceci e cozze. Abbiamo recuperato un po' un piatto che non è proprio nostro, del nostro territorio, l'abbiamo però rievoluto e riportato a quelli che sono i nostri gusti. Mi pare che stia riscuotendo un grande successo e siamo molto contenti di essere partecipi di questa grande iniziativa che anche quest'anno sta riscuotendo un successo importante. Noi abbiamo fatto un piatto della tradizione, un polastro in teccia bagnato al prosecco con i fasoli soffregati, quello che rappresenta un po' il nostro territorio, insomma, ecco. Questa è una serata molto bella, prima di tutto perché c'è un fondo benefico e quindi questa è la cosa principale. Poi la gente è molto soddisfatta e io come ristoratore sono contento perché finalmente ci incontriamo da colleghi tutti insieme. Io ho lavorato sui vegetali, quindi ho proposto una polpetta fatta con dei ceci, del miglio, dei funghi porcini, ho utilizzato del cappuccio delle nostre montagne e ho fatto un finto ketchup con della barbabietola. Noi giochiamo tra di noi, per cui anche il piatto ho voluto farlo un po' scherzoso, anche perché ho sentito che molti hanno fatto il pesce e la carne, per cui io ho lavorato sui vegetali. Noi abbiamo proposto un piatto un po' povero, diciamo, un nudo di ricotta, che sarebbe un raviolo senza l'involucro, fatto con pura ricotta, un po' di ricotta affumicata e dello speck condito col burro fuso e salvia. Siamo tutti promotori per questa iniziativa, tutti i ristoratori, cantine e quant'altro, insomma è una bella festa. Con molto piacere sono qui questa sera proprio per sostenere questa importante progettualità che va appunto a promuovere e a tenere occupati tanti ragazzi appunto che hanno qualche problema con le dipendenze. Io sono referente di questo importante ambito a livello appunto di distretto ex UL7 e quindi questa situazione mi sta particolarmente a cuore. Anche il Comune di Tarzo questa sera vuole essere presente a questa iniziativa che vuole far vedere che il territorio della Sinistra Piave è solidale, il progetto di questa associazione è ben appoggiato dall'amministrazione comunale di Tarzo. Questa sera voglio essere qui appunto come sindaco per dare il mio contributo, il contributo del Comune di Tarzo per questi progetti. Adesso inizieremo poi con la vendita delle noci, la classica vendita delle noci per raccogliere fondi ai fini appunto del volontariato e di tutti questi progetti che l'associazione sta portando avanti.